È stato un onore avere qui ospiti gli autori di questo libro Enigma Palermo, che è un libro che, diciamo così, traccia questi 30 anni di storia, legge la storia italiana con un punto di vista, dal mio punto, credo, molto interessante. Il punto di vista di chi è stato sindaco per 22 anni e di chi ha gestito una delle città più creative, un laboratorio sociale che è Palermo. E io credo che lezioni ce ne siano molte in questo libro, lezioni per imparare a gestire la complessità della nostra realtà, verso chi viene da fuori, verso i meccanismi di degenerazione economica che portano ai fenomeni mafiosi, verso la difficoltà di gestire l'innovazione, di gestire anche la lunghissima storia che ha il nostro paese, il nostro territorio. Venezia come Palermo sono città che hanno oltre 2000 anni di storia e che in qualche maniera portano il peso ma anche la forza di questa storia. E quindi ecco, questo libro è un libro che rilegge ciò che è accaduto negli ultimi 30 anni e dà anche delle ricette per quello che sarà il futuro, nella capacità di appunto gestire questa complessità e di non rimanere prigionieri, le chiamate zone grigie oggi, Leo Luca Orlando, che sono quei meccanismi di compromesso che frenano la nostra economia e soprattutto non ci danno la capacità di gestire questa complessità nuova che dobbiamo gestire oggi. Per cui ecco, una giornata secondo me assolutamente interessante e costruttiva e mi auguro che siamo capaci di prendere il testimone, non vuol dire che lui vada in pensione, ma di accompagnare questa voglia di dare rappresentanza alla parte sana della società e di dare voce, perché io credo che ne abbiamo estremamente bisogno. Questo libro lo racconta con chiarezza. Palermo è stata la mia vita e il mio partito era Palermo, ma partendo da questa considerazione così locale, lo straordinario cambiamento di Palermo, di una città che era la capitale della mafia, dove la mafia aveva il volto dello Stato, dove veniva considerato ateo e comunista chi contrastava la mafia, oggi è una città accogliente, una città che dà cittadinanza onoraria ai condannati a morte per mandare un messaggio di vita, che accoglie, che organizza grandi straordinarie gay pride e che alla domanda di quanti migranti ci sono a Palermo, il sindaco per primo e adesso dietro di me tanti altri non rispondono 80.000, 90.000, rispondono nessuno. Chi vive a Palermo è palermitano, senza fare differenza fra chi a Palermo vive e chi a Palermo è nato, con un straordinario contributo alla sicurezza, perché chi viene a Palermo accolto come se fosse palermitano, senza differenza dal luogo di nascita, vive la città come propria, i primi a scendere in piazza contro musulmani che pervertono il Corano, essendo terroristi, sono gli imam musulmani. I musulmani chiamano il sindaco, che chiama la polizia, perché difendono la loro città. Ecco, io credo che questo messaggio sia oggi straordinariamente attuale e probabilmente se curassimo di salvare la vita di chi cerca di attraversare il Mediterraneo e se cercassimo al tempo stesso di considerare che chi viene da fuori è una ricchezza, forse vivremmo in un modo migliore. Palermo è cambiata grazie alla mia visione, grazie ai palermitani, grazie al suo sindaco, ma soprattutto grazie a chi viene da fuori. E questo messaggio, che la ricchezza, la risorsa viene dai diversi, credo che dovrebbe essere compreso, amplificato a Venezia. La storia di Venezia è la storia delle diversità che si fanno sviluppo, che si fanno arte, che si fanno monumento. Io credo che Venezia dimostra di essere non una città europea, una splendida città mediterranea, e Palermo non è una città europea, è una città mediterranea. Certo, Venezia è Mediterraneo del nord, Palermo è Mediterraneo del sud, ma siamo sempre mediterranei. Bisogna trovare la congiunzione positiva di avere un sindaco che ha una visione, un obiettivo e i cittadini che hanno voglia di partecipare. Dipende sempre dalle situazioni, ma penso la cosa più importante è di aprire gli occhi davanti a un problema, sia la mafia, sia problemi di immigrazione, di voler trovare una soluzione insieme, non chiudersi, non dire la mafia non c'è, la corruzione non c'è, oppure gli immigrati sono tutti
clandestini, sono tutti delinquenti e popolano soltanto le nostre stazioni. Se un sindaco, una città, una comunità si prende l'obiettivo di risolvere problemi, ci sono dei modi. Io l'ho visto a Palermo e non solo io, lo hanno visto tanti dei miei colleghi stranieri. Quello che è strano, che noi stranieri abbiamo dato molta più attenzione spesso alle politiche di Orlando, però era un fenomeno. Siamo andati, abbiamo visto quante iniziative sono nate, perché quando uno pensa, decide di partire con un modello del genere, poi partono tante iniziative dal basso anche. Non è che il sindaco decide noi diventiamo la città antimafia, noi diventiamo la città accogliente, lo devono decidere tutti insieme. Quello che è importante è iniziare.